E non so che avevamo più, credo. No, basta. A meno che non diventiamo così. I soprannomi dei gondolieri. Oggi, direttamente da Punta della Dogana, sono venuto a beccarmi un altro collega. Dietro ad ogni video c'è passione, tradizione e amore per questa città. Quindi, se ti va di supportare il mio lavoro, monta a bordo. Ale, vieni qua un secondo. Ciao Tommy. Ma spiegami perché a ti chiama Bagoina. Allora, intanto c'è un soprannome acquisia, una roba proprio di famiglia. Ok. E cosa c'è però sta bagoina? Bagoina c'è un baston, in realtà un baston da passeggio. L'ho proprio fatto ricurvo e quello anche per sostegno per persone anziane. E mio nonno che già era secco e alto, e io la pioppa subito, e detto secco e alto, tipo un baston, bagoina, e proprio in dialetto veneto, bagoina. Mio papà bagoina, mio zio bagoina, mi bagoina. E prima di secco e alto, esatto. Se ti vuole ancora soprannomi, clicca segui.